Buongiorno e ben ritrovati con Focus TG. Buon sabato 1° marzo, è anche il Capodanno del Veneto secondo tradizione, quindi buon Caodeano come si suol dire nella Repubblica Serenissima. Era il 1° marzo, il giorno di Capodanno per tutti i veneti. Andiamo subito con la cronaca, prima di collegarci con il nostro primo inviato Federico Fusetti. Vediamo le immagini raccolte dal nostro Cristian Arvoita a Cimadolmo. Siamo nella Marca trevigiana con l'esplosione di un bancomat avvenuto intorno alle 6 di questa mattina presso la Balca Prealpi, dove alcune persone travisate dopo aver oscurato le telecamere del sistema di videosorveglianza dell'istituto di credito hanno fatto deflagrare la cassa continua utilizzando un congegno esplosivo che tecnicamente si chiama marmotta, insomma lo sappiamo. Il danno, ci riferiscono i carabinieri, si è limitato alla struttura. I malviventi non sono riusciti ad asportare il denaro dal dispositivo automatico e quindi sono poi scappati a bordo di un'autovettura di colore scuro. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Conegliano. Ovviamente è un botto che ha creato non poca preoccupazione all'alba a Cimadolmo, e quindi è caccia ai responsabili, ai malviventi. Non so se siamo già collegati con Federico Fusetti, non ancora. Allora andiamo sempre da Padova però, con la cronaca giudiziaria. Lo scorso 23 novembre morì in una piscina termale di Teolo Pupa Luxardo, ereditiera della famosa azienda di distillati. Ora è arrivato l'esito di questa autopsia, ci sono 3 indagati. Pupa Luxardo è morta annegata. Sarebbe questo l'esito dell'autopsia sul corpo dell'82enne, componente della famiglia, fondatrice della distilleria di Torreglia. La donna aveva perso la vita nella piscina termale di un albergo di Teolo e inizialmente si era pensato ad un malore. Erano stati gli altri frequentatori della piscina, lo scorso 23 novembre, ad accorgersi che Pupa Luxardo era in difficoltà e l'avevano soccorsa, ma nonostante l'intervento dei sanitari del SUEM 118 era aspirata poco dopo. Nel registro degli indagati, con l'ipotesi di omicidio colposo, sono iscritti la badante, il bagnino e il titolare dell'hotel. Pupa si trovava in albergo da alcune settimane per seguire un percorso di riabilitazione. Ora le indagini si concluderanno con la relazione medica che probabilmente aiuterà a ricostruire meglio la dinamica dell'incidente e quindi i magistrati dovranno accertare le eventuali responsabilità sul piano della sicurezza. Allora c'è una notizia che riguarda Filippo Turetta, parliamo dell'omicidio di Giulia Cecchettin. Filippo Turetta, condannato all'ergastolo come sapete per l'omicidio dell'ex fidanzata, è stato trasferito nei giorni scorsi dalla sezione protetti del carcere di Verona a quella di media sicurezza con i detenuti comuni. Turetta si trova nel carcere di Montorio dal 25 novembre 2023, dopo il suo arresto in Germania, lo ricorderete, ed anche dopo la condanna all'ergastolo il 3 dicembre scorso era sempre rimasto nella sezione protetti. Lo spostamento ha allertato i legali del giovane, che hanno inviato una segnalazione alla direzione del carcere per conoscenza, anche alla Cassazione e alla Procura di Venezia, convinti che sia necessaria una particolare attenzione, questo lo vediamo è l'avvocato Caruso, al detenuto in questo momento. Il trasferimento sarebbe stato dovuto principalmente dal sovraffollamento della sezione riservata agli autori di reati di forte riprovazione sociale, ma anche dalla scelta di far proseguire il percorso di recupero di Turetta nelle altre aree del carcere, così dunque dal carcere di Montorio veronese. Ancora la cronaca giudiziaria, ma dal Vicentino, con la morte di Davide Rebellin e il camionista che lo investì e lo uccise poi fuggendo, che ricorre in appello e chiede uno sconto di pena dopo la condanna a 4 anni. Il dramma di Davide Rebellin si consumò il 30 novembre del 2022 a Montebello Vicentino, quando fu travolto e ucciso dal camionista tedesco Wolfgang Rieke, che poi si allontanò dal luogo della tragedia. Condannato a 4 anni di reclusione per omicidio stradale aggravato, oggi l'autista 64enne del TIR, che affida la sua difesa agli avvocati Enrico Ambrosetti e Andrea Nardin,
punta a uno sconto di pena. La difesa infatti sosterrebbe che l'incidente sarebbe il risultato di un concorso di colpa e per questo presenta appello contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza. Per i giudici, che nel frattempo hanno depositato le motivazioni della sentenza, la responsabilità sarebbe del camionista, ricoverato in una struttura a causa di un grave problema di salute. In un passaggio delle motivazioni emergerebbe che se l'autotrasportatore avesse inserito l'indicatore di direzione si sarebbe attivata la telecamera posta sullo specchietto retrovisore e collegata con uno schermo in cabina, quindi il camionista avrebbe potuto accorgersi della presenza della bicicletta di Rebellin. Continueremo con la cronaca fra poco, prima però andiamo sulla politica, l'eco di quanto avvenuto ieri alla Casa Bianca e quella lite in diretta, quello scontro con Trump che di fatto ha cacciato Zelensky facendo saltare l'accordo sulle terre rare, è un eco forte che inquieta l'Europa per le conseguenze che sono davvero imprevedibili di quanto potrebbe accadere nei prossimi giorni. Allora, a commentare quanto accaduto ieri, questa mattina era a Godega di Sant'Urbano per l'antica fiera di Godega di Sant'Urbano il governatore Zaia. Sentite cosa ha detto mentre appunto l'Italia, la politica, il governo appunto si chiede cosa fare. Giorgia Meloni che dopo un primo silenzio insomma ha parlato di un vertice, ha lanciato l'idea di un vertice Europa-Stati Uniti per ricomporre quella che è una frattura davvero molto inquietante. Sentite Zaia. Non è una questione di essere filorussi, perché la Russia è stata l'aggressore, però è inevitabile che a seguire Zelensky all'infinito si porta all'isolamento dell'Europa e lasciamo liberi gli Stati Uniti, rischiano di diventare la nostra controparte, a fare diciamo merintese con altre parti del mondo che a noi non sono amiche. Noi siamo amici degli Stati Uniti, l'export verso gli Stati Uniti vale circa 8 miliardi di euro come Veneto. Penso che ieri sera abbiamo capito delle cose fondamentali, che l'Europa non può continuare con questa guerra, non può sostenere questa guerra e penso che sia doveroso trovare la pace. Non ci sono altre vie di uscita, perché comunque le guerre hanno un inizio e una fine e questa guerra è già durata troppo, perché comunque i dati che ci vengono riportati sono di migliaia di persone che hanno perso la vita, oltre a tutti gli effetti devastanti nel mondo. Abbiamo visto lo stile di Trump. Trump è un businessman, l'abbiamo visto ieri con Zelensky. Trump va dritto all'obiettivo, parla con franchezza. Trump ha parlato di dazi, adesso l'Europa non minacci ma cerchi di andare a trattare. Trump non può rinunciare al mercato più grande al mondo che è l'Europa, che ha 450 milioni di abitanti. Trump sa benissimo che gli Stati Uniti senza Europa non sono gli stessi Stati Uniti. Trump sa benissimo che gran parte dei cittadini americani hanno origini europee e noi sappiamo benissimo che se abbiamo la democrazia lo dobbiamo anche al ruolo degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale. Quindi detto tutto questo, Europa e Stati Uniti sono amici, devono continuare con questa amicizia e io direi devono anche costruire relazioni tali per cui si dia vita a un vero asse, quello USA-UE. L'asse USA-UE è l'asse vincente nel mondo. Insomma, sono giorni davvero cruciali questo per il futuro anche dell'Europa. Intanto il decreto bollette del governo varato appunto dal Consiglio dei Ministri per dare una mano alle prese con i rincari energetici. C'è uno studio della CGA di Mestre, anche in Veneto le microimprese, che sono il 94% delle imprese nella nostra regione, pagano l'energia elettrica il 165% in più delle grandi imprese. È il focus redatto dalla CGA di Mestre, un report che contiene anche dati sulla povertà energetica delle famiglie del Veneto. Sentiamo il coordinatore del centro studi, Paolo Zabeo. Il governo ha fatto bene a introdurre i bonus per mitigare il caro bollette, ma se anche in Veneto le microimprese pagano 2,5 volte in più l'energia delle grandi aziende, è evidente che bisogna intervenire legislativamente per redistribuire il carico, soprattutto delle tasse e degli oneri. Anche perché gli artigiani e i piccoli commercianti nel 70% dei casi lavorano da soli. Pertanto i rincari della luce e del gas li stanno pagando 2 volte. La prima sulle botteghe o i negozi dove esercitano l'attività, la seconda sulle utenze domestiche. Dall'energia all'ambiente, allora andiamo subito da Francesca Bozza con Francesco Cerona a Treviso, un flash mob di Alleanza Verdi e Sinistra contro il consumo di suolo. Buongiorno Francesca.
Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Lo vedete, insomma, i motivi scritti sui tanti cartelli esposti qui alle mie spalle, i motivi di questa manifestazione proprio contro il consumo del suolo, manifestazione organizzata da Alleanza Verdi e Sinistra, Europa Verde e Sinistra Italiana. Insieme a me Andrea Zanoni, consigliere regionale di Europa Verde. Buongiorno Zanoni. Buongiorno a tutti. E Renzo Masolo, capogruppo in Consiglio regionale di Europa Verde. Subito Zanoni, il perché ci troviamo qui non è una scelta fatta a caso. No, perché qui siamo nel triangolo dei supermercati, nel triangolo dei cantieri. Abbiamo un supermercato già fatto qui, poi qua davanti l'11 febbraio hanno iniziato a distruggere un campo da 5.000 metri quadri di prato per fare un altro supermercato. Alle nostre spalle abbiamo una lottizzazione di 32.000 metri quadri dove sorgerà un altro supermercato. Erano aree da mantenere, da tutelare, da tenere per i cittadini, per fare ad esempio un parco pubblico, non cementificare ancora. Tra l'altro a Treviso siamo già con una media di numero di supermercati che è doppia rispetto alla media nazionale. Basta supermercati, basta cemento. Tra l'altro c'è una legge regionale in discussione, la 244, che a vostro dire non risolve la questione. Sicuramente no, adesso vedremo se questa legge, che è in attesa di arrivare in aula, arriverà in aula prima della fine della legislatura. Se arriverà prima della fine della legislatura, cioè fuori tempo massimo, perché ormai a fine della legislatura non bisogna fare leggi che possano comunque condizionare chi arriverà dopo, e su questo, sul consumo di suolo, c'è da fare una vera e propria riforma a livello nazionale, ma anche dal punto di vista veneto. Dobbiamo dire stop al consumo di suolo, non dobbiamo fare una legge di semplificazione che possa semplificare addirittura il consumo di suolo, per cui che non cambi niente. Noi ci batteremo in aula attraverso l'utilizzo del jolly, cioè il fatto di non contingentare i tempi di discussione, per cui questo lo chiederemo anche insieme, in collaborazione con le altre forze di minoranza, ma nello stesso tempo daremo battaglia creando un gruppo di lavoro che lavori sui contenuti e sul numero di emendamenti che presenteremo, perché noi staremo sul pezzo, sui contenuti, e presenteremo degli emendamenti, un numero altissimo di emendamenti che possano essere migliorativi e possano modificare questa legge, soprattutto nel metodo, perché la cosa più importante soprattutto di questa legge è che non tiene conto della partecipazione dei cittadini, che è la cosa che tra l'altro era stata sempre richiesta anche dalle associazioni ambientaliste, per cui su questo noi daremo battaglia. Velocissimi Zanoni, 2 battute, una sul tema dei cambiamenti climatici, è anche qui che sta il nodo della questione. Beh, certo. Tutti gli indici, tutti gli studi dell'Unione Europea, dell'ONU ci dicono che il consumo di suolo è strettamente legato ai cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici creano questi eventi estremi come le bombe d'acqua, e quindi le bombe d'acqua hanno bisogno di trovare più terreni liberi perché l'acqua venga assorbita, non meno. Stiamo facendo il contrario di quello che deve essere fatto, e poi a ogni acquazzone succede, siccome i fossi, i canali, gli scoli delle acque non sono dimensionati per questi eventi estremi, succede che i cittadini vanno sotto acqua, garage sotto acqua, case al primo piano sotto acqua, con danni. L'abbiamo visto in provincia di Treviso, in provincia di Vicenza, ma l'abbiamo visto in Emilia Romagna, abbiamo visto cosa è successo a Valencia, ma ci siamo già dimenticati di queste cose. Come percorrere questa strada che non porta a niente quando il mondo è cambiato? Quindi questa nuova legge deve essere una legge che veramente tutela il suolo, che metta fine al consumo del suolo. Abbiamo già cementificato troppo, siamo la regione con la Lombardia che è il record europeo di consumo di suolo. Ultimo flash, potremo ritrovarci qui a breve per dire no al quarto lotto? Sì, il quarto lotto è un altro problema di consumo del suolo, siamo sempre lì, abbiamo bisogno di fare opere utili ai cittadini, come ad esempio in quell'area del quarto lotto fare un biodistretto dove coltivare biologico per produzioni a chilometro zero. Abbiamo già 2 aziende agricole biologiche, e quindi questo è quello che dovremmo fare nell'ultima campagna del Trevisano. No, un'altra strada di 3 chilometri che costerà 60 milioni di euro, che lasceremo in eredità a quelli che verranno dopo, tra l'altro con una popolazione con calo demografico importante che dovranno mantenere, perché poi tutte queste strade chi è che le mantiene? E le manutenzioni costano, e quando non fai le manutenzioni accadono disastri come quello del cavalcavia a Mestre, dove non c'era il parapetto ed è caduto l'autobus, oppure peggio ancora come quello del Ponte Morandi. Cosa farete? Noi faremo delle manifestazioni, faremo delle iniziative, bisogna informare la popolazione. Io credo che la popolazione, consapevole di questo fatto, dovrebbe convincere l'amministrazione a desistere, perché
con l'informazione e con la consapevolezza che consumare suolo crea problemi per tutti, che la cittadinanza dovrebbe dire a chi ci amministra: stoppate questa opera, perché soldi ce ne sono anche pochi, ci stanno tagliando i fondi ai comuni, abbiamo i comuni che non avranno più soldi, lo abbiamo visto cosa succederà nei prossimi 3 anni. Abbiamo una situazione di stipendi poveri. Solo in provincia di Treviso abbiamo 80.000 persone che hanno stipendi inferiori ai 700 euro. Questi sono i problemi da risolvere. Non abbiamo 60 milioni di euro da buttare via per fare 3 chilometri, per spostare il traffico dalla Castellana alla Feltrina. Grazie ad Andrea Zanoni, grazie a Renzo Masolo, grazie naturalmente a Francesco Cerona per il supporto tecnico. La linea può tornare a te, Nicola. Grazie a Francesca Bozza e ai tuoi ospiti. E restiamo però in tema di consumo di suolo e proteste, perché giovedì sbarcherà in Consiglio Comunale, come sappiamo, a Bassano un accordo fra pubblico e privato che porterà alla costruzione dell'ennesimo supermercato in via Colombo nella cintura cittadina. I commercianti hanno già bocciato il progetto, lo sappiamo, e ora anche le associazioni ambientaliste del territorio criticano aspramente il nuovo episodio di consumo di suolo. Per noi Mirko Cavallin. Laggiù a circa 200 metri sorgerà un'altra area commerciale. Questa almeno sarebbe l'intenzione di quanto è sul tavolo del Consiglio Comunale. Lo sarà in questo giovedì 6 marzo, la convocazione della riunione. È prevista una permuta per la destinazione d'uso da un'area che è in zona marchesane, appunto qui in una laterale di via Cristoforo Colombo. Io sono con Arianna Toffanin, con un gruppo di cittadini che spontaneamente si sono radunati, non necessariamente residenti in questa zona, per dire no a quest'area. Perché, Arianna? Sì, il sentore comune è quello un po' di delusione, cioè la reazione è dire ancora facciamo un'ulteriore area commerciale in una zona già molto sotto pressione dal punto di vista banalmente del traffico della zona, e non riteniamo che questa sia una decisione utile alla città e di cui Bassano ha bisogno. C'è una questione di traffico, c'è una questione di cementificazione. Sì, anche quello della cementificazione è certamente un tema, perché un suolo perso è un suolo che non è mai più recuperabile e la quantità di suolo che in prospettiva potremo usare sarà sempre di meno. Quindi ci chiediamo, vogliamo veramente usarlo per un negozio che si inserisce in un contesto di già luoghi sfitti, abbandonati? Vogliamo usare nuovo suolo? Qui siamo appunto a poca distanza dalla trafficatissima via Colombo, ma comunque già in aperta campagna, e si sente subito la differenza, si sente il traffico laggiù, traffico che potrebbe aumentare. Potrebbe aumentare. L'intervento di questo tipo per normativa non richiede che venga fatto uno studio dell'impatto sul traffico e la viabilità, però chiaramente andrà a impattare il disagio già esistente di tutte le persone che qui non solo vivono ma transitano giornalmente. Questo tema è già stato fonte di dibattito tra le varie forze politiche in queste settimane, e giovedì appunto voi invitate anche a essere presenti al Consiglio Comunale. Certamente, giovedì alle 6:30 si riunisce il Consiglio Comunale e i consiglieri saranno tenuti a votare per dare un ulteriore sì a questa decisione. Noi invitiamo i cittadini sensibili al tema a dimostrare il proprio interesse presenziando al Consiglio Comunale di giovedì. Allora, seguiremo ovviamente la vicenda. Per il momento da Bassano è tutto, con Alessandro Costacurta, linea a voi. E grazie anche a Mirko Cavallin. Torniamo a Venezia, nel veneziano, andiamo a Mestre, dove ieri il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, di fronte alla platea del Petrolchimico di Marghera, ha lanciato la campagna elettorale per i 5 referendum sul lavoro e cittadinanza proposti dal sindacato. Lo storico capannone del Petrolchimico di Marghera è gremito e il segretario generale della CGIL Maurizio Landini parla a braccio per un'ora di fila. Il suo è un invito aperto a chiunque voglia sostenere i 5 referendum sul mondo del lavoro e sulla cittadinanza per i quali il sindacato ha raccolto le firme. La data del voto non è ancora fissata, ma sarà sicuramente tra maggio e giugno. Un voto che Landini presenta come una sfida decisiva per la riconquista di un lavoro tutelato, stabile, dignitoso e sicuro, in uno scenario di infortuni sul lavoro anche dall'esito mortale che in Veneto continua a mietere vittime. Siamo di fronte a una strage e per cambiare questa situazione bisogna cambiare il modello di fare impresa.
bisogna contrastare radicalmente l'appalto, il subappalto e bisogna investire sulla formazione delle persone, sulla formazione delle imprese, e per quello che ci riguarda il referendum che abbiamo indetto ha proprio questo obiettivo, perché sancire che la responsabilità rimane in capo all'impresa che decide di appaltare è la condizione per ridurre gli infortuni e le morti sul lavoro. Questo capannone alle porte di Venezia è stato un luogo simbolo del sindacalismo italiano che ultimamente sembrava destinato a ridursi a testimonianza di un passato lontano. Oggi invece appare un avamposto per contrastare a colpi di referendum una giustizia sociale definita sotto attacco anche a livello internazionale. Landini è un fiume di cifre. Ad esempio nel 1990 c'era 1 milione di lavoratori part-time, oggi sono il quadruplo, spesso con un reddito lordo poco superiore ai 10.000 euro. I dipendenti pubblici hanno perso in 10 anni il 14% di capacità d'acquisto, il tutto in uno scenario generale in cui redditi bassi e precariato stanno diventando la regola. Le persone che hanno meno salario, meno diritti, meno reddito, una condizione precaria, di part-time, di sfruttamento ormai sono milioni, e quindi io credo che a tutte queste persone noi ci rivolgiamo, ma anche a chi sta bene, perché non ha un voto solo per migliorare le proprie condizioni, ma anche per chi oggi ha invece un reddito fisso, un lavoro a tempo indeterminato e soddisfatto, deve far innescare quell'elemento di solidarietà con chi sta meno bene di lui, che non ha un lavoro stabile, per dare quei diritti che invece lui può godere. Da Mestre a Venezia, dove è l'ultimo weekend di carnevale prima del martedì grasso, l'ultimo assalto alla città, se ne è parlato in questi giorni anche con polemiche, il colpo d'occhio fa impressione. Il nostro Filippo Fois in zona Rialto con Sandro Ponchio. Buongiorno Filippo. Di Rete Veneta, esatto, le immagini che vi sta facendo vedere Sandro Ponchio sono quelle del ponte di Rialto. Come vedete è stato diviso in 2 sensi di marcia. Chi sta arrivando verso la nostra direzione sta andando verso Piazza San Marco, chi invece sta attraversando il ponte sta andando in Sestiere di San Polo. Noi siamo qui da circa un'ora, possiamo dirvi che questo flusso è sostanzialmente ininterrotto, soprattutto quello che sta arrivando alle nostre spalle, che si sta dirigendo in Piazza San Marco. Questo significa che si può cercare anche di diversificare i flussi turistici, ma poi sostanzialmente si finisce nelle solite direttive, quella che vedete alle mie spalle, il ponte di Rialto, e naturalmente Piazza San Marco. Noi avremmo visto sfilare migliaia di persone in questo pochissimo periodo che siamo rimasti qua, e ci viene da domandarci adesso che fine faranno tutte queste decine di migliaia di persone che finiscono in un punto solo. Il ponte, come vedete, vi dicevo prima, è stato diviso in 2 sensi di marcia. Non lo era stato nel primo fine settimana di Carnevale, quello in cui si erano registrate 175.000 presenze, molte delle quali anche qui, tant'è vero che qui la viabilità era andata al collasso. C'è anche da dire che tra le contromisure che sono state prese, quella che vedete, noi siamo dalla parte di Piazza San Marco, si chiama Salizada Pio X, generalmente è occupata da dei banchetti di souvenir che sono stati tolti per agevolare un po' il passaggio. Noi siamo in compagnia di Marco Borghi, che è il presidente della municipalità di Venezia, Murano e Burano. Borghi, io le chiedo che considerazioni le vengono in mente vedendo lo scenario alle nostre spalle. Ma è uno scenario abituale per noi, per Carnevale, non è una cosa nuova. È chiaro che questi scenari diventano complicati se non c'è una programmazione, una pianificazione ordinata, ragionata, e su questo il nostro giudizio è assolutamente poco soddisfacente, come ha dimostrato anche 2 settimane fa con quel collasso micidiale della città. La livello di sostenibilità secondo lei è stata superata qui a Venezia? Ma 2 settimane fa sicuramente sì. Venezia è una città che ha una capacità di carico definita per la sua conformazione urbanistica, e quindi è evidente che bisogna iniziare a ragionare su questo tipo di ragionamento, appunto, le soglie e in che giorni devono o potrebbero essere applicate, e quali itinerari anche proporre al pubblico che viene, che giustamente viene, vuole divertirsi, vuole passare una bella giornata nella nostra città, ma anche per loro alle volte ci sono difficoltà non indifferenti. Venezia è sempre più una città fisarmonica, oramai ha pochissimi residenti, però si gonfia, per così dire, di persone, soprattutto nei fine settimana. Noi vediamo una grossa differenza tra camminare a Venezia di martedì, per dire, o di sabato. No, concordo pienamente, ormai
il turismo, quello massivo, si concentra in fine settimana. Questo è un dato ormai assodato e non porta buono, perché un turismo sano dovrebbe essere, come dire, spalmato anche su tutto il resto della settimana, che può portare delle risorse, può portare delle economie. Gli weekend stanno diventando per i veneziani un problema e molti dei miei concittadini preferiscono andare fuori proprio per evitare di trovarsi imbottigliati o asserragliati o a casa o in qualche piccola zona. L'ultima domanda che le faccio, poi ne riparleremo nel nostro telegiornale di questa sera. Lei ha fatto un comunicato stampa assieme alla delegata al turismo Sara Arco, in cui sostanzialmente avete detto: noi veneziani siamo delegati al ruolo di comparse del carnevale. Che cosa intende dire? Ma il carnevale è nato fin dai tempi della Serenissima, affinché la comunità cittadina facesse parte integrante di questa grande kermesse. Lo è stato negli anni 80, lo è stato fino a metà degli anni 90 e poi piano piano questa manifestazione è diventata d'uso e consumo per i turisti e noi ci sentiamo in alcuni momenti veramente come di figuranti che passano, osservano, e quindi si è rovesciato quello che era lo spirito autentico del carnevale, che spiacerebbe essere ripreso. Oltretutto è carnevale, ma insomma vedete che di maschere non è che vediamo granché. Va bene, per ora direi che la situazione l'avete vista, è un traffico, come si dice in termini automobilistici, intenso ma regolare. Poi faremo tutti gli aggiornamenti del caso nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Nicola, ti restituisco la linea. Grazie a Filippo Follis. Restiamo a Venezia, andiamo al Lido però con la svolta nelle indagini per la morte di Mattia Coada. Lo ricorderete, il bimbo di 8 anni del Lido di Venezia, morto nel dicembre 2023. Il pubblico ministero infatti chiede l'archiviazione. Mattia Coada, il bimbo di 8 anni deceduto nel dicembre 2023 all'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia, è morto per le conseguenze di un edema cerebrale massivo fulminante. Dalle indagini non sono emerse inadempienze da parte dei sanitari che in quelle ore drammatiche si sono succeduti durante il ricovero del piccolo. Sulla base di queste conclusioni, da parte dei propri consulenti di parte, la Procura di Venezia ha chiesto l'archiviazione per il caso del bambino del Lido di Venezia, morto in conseguenze drammatiche, una vicenda che ha lasciato sgomento tutto il Lido, dove abitava Mattia con la sua famiglia. Ora le indagini arrivano ad una svolta. La famiglia di Mattia, come annunciato dai legali Augusto Palese, Renato Orbellini e Gianluca De Biasi, si opporrà a questa richiesta di archiviazione. Per la famiglia Coada il caso non è chiuso. Rispettiamo la decisione della Procura di Venezia di richiedere l'archiviazione, ma non la condividiamo in quanto si basa su conclusioni dei propri consulenti di parte che sono diametralmente opposte rispetto alle conclusioni del nostro collegio di medici legali e di specialisti, che invece ritengono assolutamente vi sia nesso eziologico con il decesso del povero Mattia Coada. Secondo la Procura, nessuna inadempienza è emersa anche da parte dell'URSS 3 Serenissima. Ci sono ora 20 giorni di tempo per la famiglia per opporsi alla richiesta di archiviazione. Poi la parola passerà al giudice. Chiedendo vengano svolte ulteriori indagini e venga disposta una perizia super partes. Nel contempo porteremo avanti le nostre richieste risarcitorie in ambito civilistico assicurativo per la responsabilità strutturale. I familiari del povero Mattia Coada impiegheranno ogni sforzo per ricercare la verità e per ottenere giustizia. Lotteranno perché non avvengano più tragedie di questo tipo. Mattia morto a 8 anni, aveva 13 anni invece il ragazzino morto sugli sci la scorsa settimana nella zona di Cortina, e il bilancio di questi mesi da parte dell'Ulsuno Dolomiti per gli interventi sulle piste da sci è davvero inquietante, con un più 18% di interventi. Come si comportano gli sciatori? Cosa sbagliano e cosa rischiano?
A fare il punto ci prova l'ULSS 1 Dolomiti, che dal 6 dicembre a ieri è stata chiamata sulle piste 1439 volte, con un 18% in più rispetto a un anno fa. Abbiamo movimentato i nostri mezzi su ruote ben 955 volte, abbiamo avuto un 50% in più delle missioni di elisoccorso con 144, questo per dire che bisogna sciare con prudenza, con attenzione, perché sciare è divertirsi anche, e sciare con prudenza, con attenzione vuol dire sciare e divertirsi se stessi, ma soprattutto avere anche rispetto di chi ci sta attorno. Il 50% degli interventi sono stati dei codici verdi, ma purtroppo c'è stato anche un 5% di casi, anche drammatici, da codice rosso, nel 97% dei casi per motivi traumatici. A fare il maggior numero di richieste il comprensorio della Marmolada e quello di Cortina. 87 gli interventi chirurgici che si sono resi necessari, di cui 13 pediatrici. Numeri su cui riflettere, anche con l'aiuto di chi scia per lavoro, invitato a spiegare come prevenire gli incidenti facendo uso di buonsenso, preparazione e prudenza. Nello sci calzano gli sci e vanno già giù probabilmente a 100 all'ora con il corpo ancora addormentato e quindi anche quella fase di ambientamento e riscaldamento secondo me potrebbe essere una cosa molto da curare molto per evitare eventualmente altri infortuni, insomma. Allora adesso una breve pausa pubblicitaria, a rientro torneremo a Bassano perché in questi giorni fa discutere la rapina a mano armata messa a segno proprio in centro nell'area, nella zona vicino alla zona del mercato. Allora ripartiremo da lì per riparlare della questione sicurezza in centro a Bassano. Noi dobbiamo assolutamente evitare che Bassano diventi la Mestre, l'Arcella di Padova o il Campomarzio di Vicenza, ecco, non dobbiamo permetterlo. Parole durissime che arrivano a poche ore dalla rapina messa a segno in pieno giorno e in pieno centro a Bassano del Grappa. La città è spaventata dopo questo ennesimo episodio che si mette in coda all'ondata di vandalismi e furti degli ultimi 3 mesi. L'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo ha già ribadito la necessità di avere altre pattuglie e altri sistemi di sicurezza in centro e Pietrosante gli fa eco con una constatazione che fa ben capire la tensione accumulata fra comune e comando di polizia locale. In questo momento l'amministrazione, il governo di centrodestra bassanese non può indicare la politica di sicurezza ai propri agenti perché di fatto non sono sotto il proprio controllo e di conseguenza non può indirizzarli verso quelle zone vulnerabili o di grandi eventi come appunto possono essere il mercato, dove magari possono verificarsi determinate azioni molto spiacevoli e anche inusuali per una città come Bassano del Grappa. Il tema è di quelli che scatenano polemiche e baruffe e in tutte le sedi in cui se ne è parlato si è accesa appunto una miccia che prima o poi porterà qualche botto politico di quelli che lasciano il segno. Dall'entrata dell'Unione Montana i vigili sono diminuiti drasticamente, le ore sono diminuite drasticamente e abbiamo da coprire, cioè devono coprire un territorio molto più vasto che va al di là dei confini bassanesi. È chiaro che di conseguenza manca il vigile di quartiere che ai bassanesi dava un senso di sicurezza, mancano dei presidi permanenti nelle zone vulnerabili in termini di sicurezza e quindi i bassanesi sentono questa percezione. Ecco. E arriva pure una risposta alle critiche del sindaco di Romano Dezzelino Simone Bontorin che sull'uscita dei vigili di Bassano dall'Unione Montana era stato piuttosto polemico nei confronti di Nicola Finco. Sinceramente non capisco questa sua smania di voler mettere bocca sulle valutazioni e anche ormai il sindaco è stato chiaro la decisione che ha preso Bassano per quanto riguarda la sua politica. Non capisco perché, insomma, noi a Bassano come amministrazione abbiamo valutato, stiamo valutando e insomma il sindaco è stato chiaro, porteremo questo tema, non capisco perché altri sindaci che dall'interno dell'Unione Montana usufruiscono dei servizi dell'Unione Montana senza trasferire la propria polizia locale debbano mettere becco. Dopo la rapina al negozio Just In Case alle mie spalle cresce la paura tra i negozianti di via Roma. Ne abbiamo interpellati alcuni questa mattina dopo questo incredibile episodio accaduto in pieno centro, in pieno giorno a Bassano.
Da parte mia un po' sì, sinceramente, soprattutto perché con tanta gente così che nessuno si sia accorto è stato effettivamente, da saperlo, un po' uno shock, quindi un po' di paura adesso un po' c'è, sì. In pieno giorno, in centro storico, col mercato, è una situazione magari non piacevole sicuramente e non pensavo arrivassimo a questo punto. Io ieri non ero in negozio, però comunque fa un po' di timore e paura sicuramente. In pieno giorno, in pieno centro, episodi del genere a memoria nostra non sono mai accaduti, ma sicuramente insomma ci tengono un attimo un po' in allarme. Sicuramente sì, suscita timore pensare che in pieno giorno succedano queste cose e via Roma purtroppo in questo momento è deserta. Tutti i negozi sono chiusi, alla sera è poco illuminata, per cui... Come valuta i controlli delle forze dell'ordine? Ma io non vedo mai forze dell'ordine in centro. È anche vero, per carità, sono chiuse i negozi, non è che sono fuori per strada, però no, non vedo mai passare nessuno. 2, 3, 4, 5 passaggi nell'arco della giornata comunque li vediamo, a piedi piuttosto che in auto. Sarebbe molto comodo se ci fosse una vigilanza maggiore, ma soprattutto magari negli orari di punta o nelle giornate appunto dove c'è un po' più gente, che quindi è più facile magari mimetizzarsi e non passare inosservati. Sicuramente più controlli in centro storico, perché anche alla sera io per esempio che finisco un orario comunque 7:30, 8, tornando a casa, soprattutto adesso magari che le giornate si spengono un po' prima, non c'è tanto controllo in giro, quello sicuramente. Siamo rientrati dunque in diretta, avete sentito le preoccupazioni dei negozianti, ma poi c'è anche la preoccupazione della gente per questa rapina a mano armata. Non bastavano i furti in casa che hanno martoriato per tutto l'inverno il territorio, spaventando residenti e allarmando amministratori locali. Non bastavano gli assalti ai bancomat che periodicamente hanno costellato la cronaca. Ora è arrivata anche la rapina a mano armata che fa accostare il nome di Bassano a città ben più note per la loro fama. Ma un conto sono le periferie, altra cosa è il salotto buono della città. È certamente una situazione di insicurezza che questo non fa bene. Servirebbero più forze dell'ordine, più controlli? Ma servirebbero più forze dell'ordine, quelle non fanno mai male, ma soprattutto servirebbe che quando questi, se e quando vengono presi, abbiano paghino il giusto fio per quello che hanno fatto. Effettivamente nel Bassanese non era mai successo un caso così grave, diciamo, quindi fa impressione sicuramente. Paura, noi poi abitiamo in centro storico, quindi lo viviamo. Che dire, sì, fa paura comunque, perché è una cosa eccezionale. Pazzesco, a mano armata. Con un coltello, 1.500 euro di bottino. Porca miseria. Insomma, resto senza fiato, anche andare in giro, qua è pericoloso, insomma. L'ho sentito in via Roma qua, ho detto mamma mia che roba, no veramente siamo in pericolo veramente. Ed è successo in pieno giorno col mercato? Sì, col mercato ho visto il TG Bassano, perciò ho visto tutto il servizio e non si è più sicuri di niente. Bisogna dare una stretta, mandare via chi che non lavora e chi che non fa il proprio dovere. Un po' di paura, sì, anche perché anche i miei figli mi dicono sempre stai attenta, non aprire a nessuno, che abito in un appartamento bene chiuso, bene insomma con allarme e tutto, però e cosa facciamo? Dobbiamo subire qua? Non so. Vivere tranquilli e godersi la città può dunque diventare un problema se permane l'impunità e soprattutto se i controlli sono pochi. Le rapine, i furti e poi le truffe che continuano purtroppo a Zero Branco, siamo di nuovo nella Marca Trevigiana, portano l'anziano a prelevare i soldi per risarcire un falso incidente, 2 arresti, in questo caso fortunatamente da parte dei carabinieri.
23 anni lui, 28 lei, 82 lo sventurato automobilista a cui avevano puntato i due giovani truffatori di origine nomade per mettere in atto la classica truffa dello specchietto, in questo caso sventata a zero branco dall'arrivo dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Treviso, che giovedì pomeriggio 27 febbraio hanno arrestato i due truffatori domiciliati a Treviso per tentata truffa aggravata in concorso, mentre accompagnavano l'82enne al posto Mata di Vionalese 41 per fargli prelevare tra i 200 e i 300 euro a titolo di risarcimento. Che hanno tentato di raggirare un 82enne di zero branco con la scusa della solita truffa dello specchietto, quindi hanno fatto credere all'anziano di essere stato il responsabile di un incidente stradale e nell'occasione, paventandogli un rincaro assicurativo, gli hanno chiesto di fare un prelievo al bancomat per risarcire il danno. I due truffatori, processati per direttissima, ora si trovano domiciliari a Treviso con l'obbligo di presentarsi per 3 giorni alla settimana presso la stazione delle forze dell'ordine. L'invito dei carabinieri a prestare la massima attenzione e a segnalare episodi sospetti in cui le vittime sono spesso persone anziane. Fanno leva sulla vergogna che sorge in loro una volta che sono rimasti vittime di questi reati. Per cui ecco, il maneggio del contante è sempre sconsigliato, quindi quando vi chiedono dei contanti su strada o altre cose sappiate che nessuna agenzia istituzionale richiede denaro in contante, per cui diffidate ogni volta e chiamate il 112. E poi c'è lo spaccio di droga, siamo di nuovo a Vicenza, a Campomarzo, la polizia locale arresta 2 pusher, sventato lo spaccio di 32 dosi di cocaina e di eroina, probabilmente destinata a essere poi rivenduta fuori Vicenza. Ancora Campomarzo, ancora Campomarcio, le paludi del degrado. Ma nel parco conosciuto come l'outlet veneto della droga c'è il Fortino dei NOS, il nucleo operativo speciale che, dal distaccamento della polizia locale, tiene sotto controllo ogni angolo della zona. Delta 1 e Delta 2 da nucleo 1. Abbiamo del movimento nell'area verde. Preparatevi. Il movimento non sfugge agli occhi attenti degli specialisti del NOS. C'è una compravendita di droga tra spacciatore e consumatore dietro a un'auto in sosta, ma in un angolo ugualmente ripreso dagli occhi elettronici di videosorveglianza. L'acquirente, un 40enne, viene fermato dagli agenti della polizia locale che stanno controllando i suoi spostamenti e viene trovato con 32 involucri tra cocaina ed eroina. Una quantità di droga chiaramente destinata a un ulteriore spaccio, probabilmente in una piazza fuori città. Anche il pusher trentenne è stato fermato, entrambi gli uomini sono stati arrestati e condotti al carcere San Pio X. La droga è stata sequestrata, Campomarzo resta osservato speciale. I NOS, oggi più che mai, sono un argine fondamentale al degrado e alla criminalità. Nel Bassanese lupi scatenati, ancora predazioni, un gatto sbranato a Valle San Floriano e un capriolo ucciso e divorato a 2 passi dalle case di Sant'Eulalia. Tornano a farsi vivi i lupi nella pedemontana bassanese. A Valle San Floriano di Marostica un gatto è stato predato nelle scorse ore, la carcassa è stata ritrovata senza una zampa e i residenti hanno subito pensato ai selvatici che qualche giorno fa hanno ucciso e divorato un cagnolino. Dall'altra parte del Brenta, a Borso del Grappa, i predatori hanno divorato un capriolo a 2 passi dalle case di Sant'Eulalia. I resti sono stati trovati dagli abitanti di via Caio Vettonio che hanno segnalato la vicenda alle autorità. A pochi giorni dalla missione dei sindaci del territorio a Roma, organizzata proprio per far sentire al governo la voce delle zone più colpite dalla presenza del lupo, il problema si ripropone come e più pressante di prima. Lasciamo la cronaca, è tempo di fusione tra Nanto e Castignero, almeno secondo i cittadini. Ci colleghiamo in diretta con Daniele Garbin, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno a te e telespettatori. Confermo, siamo proprio nel territorio in comune tra Castignero e Nanto. Adesso spiegheremo esattamente perché. Com'è il sindaco di Nanto, Michela Vecchiati, buongiorno. Manuela Vecchiati, ecco, buongiorno. Buongiorno. Ci doveva essere il sindaco Marco Montan di Castignero che all'ultimo per ora insomma non ha potuto venire, ecco, però l'accordo era e parleremo anche in suo a suo nome. Ecco, e ci troviamo qui proprio in particolare perché era un territorio neutro, comunque particolare. Perché, sindaco?
Qui ci troviamo proprio nel confine fra Nanto e Castignero, e la particolarità è che ad esempio la Pieve, il monumento, il Camposanto, le spalle sono, diciamo, Pieve e Camposanto di Nanto, di proprietà, ma siti nel territorio di Castignero, mentre il nostro monumento è un monumento condiviso fra i due comuni. Ecco, noi siamo qui oggi proprio perché in questo territorio a metà tra Castignero e Nanto, perché sono arrivato all'esito di un sondaggio preliminare al referendum e sembra che questa volta, ricordiamo che c'era stato già un referendum finito in quell'occasione nel 2018 con il comune di Longare di fusione, non era poi riuscito. Ecco, ci riproviamo, vero sindaco, questa volta solo Nanto e Castignero, e sembra anche che i cittadini abbiano risposto bene, vero? Innanzitutto quanti hanno risposto e che tipo di sondaggio era? Era un sondaggio preliminare, cosiddetto a freddo, perché era per constatare il sentire della popolazione senza dare elementi di conoscenza o sviluppi particolari. Pertanto hanno risposto 926 persone, di cui 913 questionari ritenuti validi. Di questi noi siamo stati molto soddisfatti perché ci aspettavamo un 400-500 risposte in merito, ecco, come medie generali di risposta ai sondaggi. Ecco, ricordiamo che al momento è l'unica fusione di cui si parla nel Vicentino, soprattutto in prospettiva di un referendum. Avete già ipotizzato quando potrebbe avvenire, soprattutto di quanti soldi potrebbe beneficiare poi le due comunità? Allora, il referendum per la normativa in corso dovrebbe tenersi entro il 31 di ottobre. Adesso dovremo dialogare con la Regione perché sarebbe anche concomitante con le elezioni regionali, perciò è un po' da concordarlo. Per quanto riguarda l'entità dei finanziamenti, si aggirano a circa 12 milioni di euro, e questo è un importo che per due comuni delle nostre dimensioni diventa rilevante. Cioè, la fusione non è solo un aspetto economico, ma questo aiuta. Infatti dal rapporto preliminare, dallo studio di fattibilità, è emerso che anche in mancanza di un investimento, di un finanziamento di questo tipo così rilevante, avremo dei vantaggi a fare la fusione comunque. Ecco. Infatti voi avete chiesto anche qualcosa più nel dettaglio, in quali settori, quale emerge come dei settori dove i cittadini vorrebbero investire questi fondi in più? Dal questionario è emerso che i punti principali e salienti per i cittadini nostri sono la sicurezza, l'ambiente e il sociale, i servizi sociali. Per quanto riguarda questi ambiti, pensiamo di svilupparli sia con investimenti sulle infrastrutture, sulle strade, ma anche con il potenziamento proprio dei servizi sociali rivolti sia alle fasce più giovani, perciò famiglie e ragazzi, bambini, e alle fasce più anziane, perché il problema dell'anziano sta emergendo in tutta la sua portata, tant'è che fra i due comuni abbiamo anche siamo partiti anche con la comunità energetica. Ecco, sindaco, prima di salutarla e anche di cedere la linea, c'è la parte più spinosa, no? Il nome. A questo punto si tratta Castignero-Nanto, Nanto-Castignero, oppure un nome così diverso per non scontentare nessuno? Diciamo che la risposta al sondaggio è stata quasi alla pari, pur avendo anche ricevuto molte richieste di valutare un terzo nome. Come amministrazioni adesso ci riserviamo di approfondire tutti i temi, fra cui anche il nome. Siete ottimisti? Sì, certo. Allora intanto la ringraziamo. Grazie. E da Nanto per il momento è tutto, restituisco la linea. Grazie a Daniele Garbin. Parliamo di sanità adesso, infermieri e operatori sociosanitari alla guida dei mezzi d'emergenza nelle aziende sanitarie del Veneto, un problema che si trascina da molto tempo ormai. La Confederazione Sindacale UGL scrive alla Regione. Stop all'utilizzo di infermieri e operatori sociosanitari al volante dei mezzi di soccorso.
Lo chiede la Confederazione Sindacale UGL in una lettera inviata alla Regione e al Consiglio regionale Veneto perché si risolva finalmente una situazione che si trascina da anni. Ne avevamo parlato già nel 2021, quando la sperimentazione con gli infermieri alla guida delle auto mediche aveva interessato l'ULSS 7 e oggi la dinamica si ripropone come forma consolidata in molte aziende sanitarie della Regione. Gli autisti soccorritori vengono sostituiti da OSS infermieri alla guida di mezzi di soccorso quali automediche o ambulanze in trasferimenti secondari. Ecco. Noi abbiamo chiesto un intervento alla Regione per quanto riguarda questa figura, per tutelare un po' questi autisti soccorritori che per fare questa mansione, prevista anche da normativa dalla legge regionale 9 del 2004, fanno dei concorsi e la Regione, pur di coprire le esigenze, va a dare degli incarichi a personale sanitario. La richiesta parte dal dato di fatto che gli infermieri sono professionisti sanitari, il cui compito è quello di assistere i pazienti. Quindi, fanno notare dalla sigla sindacale, assegnare loro il ruolo di autista significa distoglierli dalle mansioni primarie, compromettendo la qualità dell'assistenza. Lo stesso si può dire per gli OSS, che pure non hanno alcuna preparazione né responsabilità nella guida di mezzi di emergenza. Al contrario, gli autosoccorritori seguono corsi di formazione e aggiornamento specifici. Il personale sanitario che viene tolto dal reparto va a fare un servizio sul territorio, dove potrebbe esserci una figura che a livello retributivo e a livello di sicurezza costa meno a livello retributivo e dà più sicurezza, e quel personale potrebbe essere gestito in maniera migliore, ovvero essere messo in supporto in pronto soccorso in altri reparti dove c'è carenza di personale. La normativa di base c'è, quel che manca è la parte attuativa. Oltre al riconoscimento non ha mai dato una normativa integrativa o aggiornata, o dando delle competenze ben specifiche, nonostante sono previste dalle leggi regionali di accreditamento della 870 del 2022. E la richiesta alla Regione è molto chiara. Noi semplicemente chiediamo alla Regione che crei un testo legge, che crei una normativa dove dica che l'autista soccorritore è l'unica persona adibita alla guida dei mezzi di soccorso, visto la formazione che è obbligata ad avere l'autista soccorritore e visto che nei concorsi regionali pubblici sono richiesti dei criteri, oltre all'età e alla patente, anche un'esperienza di guida. Andiamo adesso a parlare dei treni, nuovi treni che sono stati presentati ieri a Marghera, i nuovi treni in azione in Veneto a breve. Con la consegna dalla partecipata regionale Infrastrutture Venete a Trenitalia di 6 nuovi treni, 2 dei quali ibridi, i nuovi convogli che circoleranno lungo i binari del Veneto salgono a 75 sugli 86 previsti dal contratto di servizio. Se a questi poi aggiungiamo i 7 treni ROC che entreranno in funzione nel 2026, i nuovi treni saranno 93. Con un'età media inferiore ai 5 anni, la flotta ferroviaria più giovane d'Italia per un investimento complessivo di 844 milioni di euro. I nuovi treni presentati a Marghera serviranno principalmente le linee Chioggia-Rovigo, Rovigo-Verona e Adria-Mestre. Come Infrastrutture Venete gestiamo la linea di proprietà regionale che è l'Adria-Mestre ed è quella su cui oggi stiamo intervenendo con l'elettrificazione con un investimento di 41 milioni di euro e pensiamo che per luglio di quest'anno verranno completati i lavori e poi la messa in servizio però potrà avvenire a giugno del prossimo anno per al fine di acquisire tutte le certificazioni da Anspisa. Al deposito di Marghera il passato e il presente del trasporto ferroviario sono fianco a fianco. Con l'entrata in servizio dei nuovi treni escono di scena i vecchi. Il design è quello degli anni 90, ma per circa 60 anni questi modelli di treno hanno accompagnato i veneti durante i loro viaggi. Oggi invece si viaggia così, le differenze sono parecchie, anche quelle che si notano di meno. Per esempio qui sotto i sedili, come vedete, c'è la possibilità di collegarsi a una spina oppure di collegare il proprio telefonino per ricaricarlo. Oppure ancora di seguire il proprio viaggio in uno schermo televisivo. Sono in completamento sicuramente l'elettrificazione della Padova-Belluno, che è una di quelle linee più interessanti, soprattutto anche in vista delle Olimpiadi. E poi nell'ambito di un'estesa complessiva di circa 1200 km di linee ferroviarie nel Veneto, oggi ne mancano 300 ancora da elettrificare e 120 sono questa linea che è la Padova-Belluno, per cui abbiamo una percentuale di linee elettrificate nel Veneto a misura l'82% circa, quando verrà completata questa. Un'altra brevissima pausa pubblicitaria e poi l'ultima parte di Focus TG.
Di nuovo Focus TG, gli ultimi minuti del nostro telegiornale con una storia di solidarietà che unisce due culture in nome della carità verso i più bisognosi. È accaduto a Ponte Vigo d'Arzare. Uniti nella carità verso i più bisognosi, la parrocchia di San Giovanni Battista e il centro culturale islamico Al Nur di Ponte Vigo d'Arzare in queste settimane hanno messo in campo insieme una raccolta di cibo e indumenti da destinare all'asilo notturno del Torresino. La donazione avviene in concomitanza con l'inizio del Ramadan e della Quaresima, che quest'anno cadono nello stesso periodo. Domani Ramadan e mercoledì comincia invece il tempo della Quaresima, dove è fondamentale anche nella vita della comunità cristiana è ritrovare il senso della sobrietà per la condivisione e il sentire, come diceva il nostro Rajan, il sentire nella nostra pelle che cosa significa aver fame per poter essere ospitali nella verità. Solo una strada divide la parrocchia di Don Daniele e il centro culturale islamico, di cui si è fatto portavoce Raja Iftikhar Khan della Commissione Stranieri. Insieme hanno deciso di sensibilizzare i loro fedeli alla carità, pilastro sia del cristianesimo che dell'Islam, hanno spiegato. È così che in poche settimane hanno raccolto coperte, indumenti, cibo e beni per l'igiene personale, che attraverso il coinvolgimento dell'assessora al sociale Margherita Colonnello sono stati consegnati all'asilo notturno del Torresino, che ogni giorno ospita e dà rifugio notturno a senza tetto e bisognosi. Un gesto di comunità che unisce due culture in nome della solidarietà. Per tutti gli amanti della musica, appassionati del rock, una buona notizia, perché Patti Smith sarà in concerto in Piazza San Marco a Venezia il 7 luglio per il Festival della Bellezza. Originaria di Chicago, Smith è emersa dal panorama underground newyorkese, collezionando soprattutto nella seconda metà degli anni 70 una serie di dischi entrati nella storia del rock. Nel 2019 ha ricevuto a Padova una laurea ad honorem in lingue e letterature europee ed americane. Aveva già suonato a Venezia nel 2010 un concerto che aveva segnato il ritorno del rock in Piazza San Marco dopo la storica esibizione di Paul McCartney nel 1976, poi quella ovviamente storica del 1989 con i Pink Floyd, che pur coinvolgendo parzialmente la piazza aveva un palco galleggiante proprio sul bacino di San Marco. Beh, lo ricordiamo tutti. Quindi a luglio Patti Smith in concerto a Venezia. Adesso invece parliamo del secondo libro per Damiano Toniolo, il giovanissimo allevatore avicolo di Villa del Conte, diventato famoso per aver schiuso alcune uova in diretta TV durante il Covid, che ha scritto adesso Dalle galline al Quirinale. Il messaggio ai giovani che voglio trasmettere è quello di appassionarsi a qualcosa, avere un obiettivo per il futuro, insomma, e soprattutto rispettare la natura e gli animali. Compirà 17 anni a giugno Damiano Toniolo, ma di galline è un esperto nazionale. In diretta TV aveva schiuso alcune uova durante il Covid e già nel 2021 aveva scritto un libro, La casa e dove si trovano le mie galline, il cui ricavato era stato interamente donato al reparto di pediatria dell'ospedale di Campo San Piero. Insignito del titolo di Alfiere della Repubblica del presidente Sergio Mattarella, Damiano Toniolo ha raccontato nella sua nuova pubblicazione come è nata questa grandissima passione. Entrambi i libri, diciamo, parlano della mia passione che ho delle galline, cui mio nonno mi ha trasmesso anni fa. E, insomma, un po' tutto quello che facevo in azienda, alcuni errori, altri successi, insomma, che ho avuto. Oltre a occuparsi delle sue galline, Damiano, che sogna di diventare un allevatore avicolo, studia all'Istituto Duca degli Abruzzi, un cittadino di cui essere fieri, racconta il sindaco di Villa del Conte, Antonella Argenti. È un ragazzo che deve essere d'esempio, un grande orgoglio per la nostra comunità e spero che appunto possa trasmettere a tutti i ragazzi, ma anche a tutti gli adulti, quello che è il senso della passione e dell'amore per la propria terra. E complimenti anche da parte nostra al giovane Damiano. Si chiude Focus TG, grazie per averci seguito, arrivederci.